Il grande, fantastico, meraviglioso centrocampista, uno dei più completi di tutti i tempi nel mondo del calcio, Johan Cruyff, che un po' ci è stato utile per ritornare a parlare di quello che sarà il grande appuntamento del 19 maggio al Teatro Moderno di Mascalocia con la prima edizione del Penalty Award, dove verranno premiati i migliori giocatori, i migliori tecnici, i migliori dirigenti del calcio dilettantistico. Adesso subito salutiamo la nostra seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore. Guarda, ti faccio fare anche l'applauso dei ragazzi Grazie. della scuola Real Catania. Sperando che Federica non si ingelosisca. No, non penso. Perfetto, benissimo. Troppo gentile, grazie. Allora, invece l'applauso non lo facciamo, insomma, perché lui insomma, non che non lo merita, però non mi sembra proprio il caso. In postazione il nostro Ciccio Rametta per parlare del campionato di promozione. Ciao Ciccio. Ciao. Vuoi fatto l'applauso? Se nasce spontaneo sì. Allora, nasce spontaneo? Sì. Oh, benissimo. Ok. È nato spontaneo anche l'applauso per il nostro commentatore Ciccio Rametta. Parliamo del campionato di promozione. Santo Palma mi diceva, ma quando parleremo del beach soccer? Tra poco, non ti preoccupare, perché tra poco voglio sapere che cosa sta succedendo, nel senso che avete già fatto la prima campagna acquisti, insomma credo che sia la squadra da battere quest'anno, proprio 30 secondi. Sarà la squadra da battere? Il beach soccer la Domusbet è sempre la squadra da Sì, ma in modo particolare quest'anno, no? Miglior allenatore del mondo, uno dei migliori portieri del mondo. Però è anche vero che comunque siamo all'anno zero sotto l'aspetto tecnico, perché abbiamo cambiato progetto e dopo ne parleremo. Ne parleremo, benissimo. Allora, parliamo del campionato di promozione, lo facciamo subito con i risultati, poi voglio sentire anche un po' parlare questi giovani ragazzi tramite il direttore tecnico e nonché il presidente anche del Real Catania. Allora, girone A del campionato di eccellenza, siamo giunti alla 14ª giornata di ritorno, oggi domenica 30 marzo, diamo subito i risultati del girone A insieme naturalmente a Giulia Bonaccorsi. Cus Palermo, Cefalù 0-1. Real Calcio, Delfini Vergine Maria 1-0. Castellammare Fulgatore 0-0. Favignana Strasatti 7-1. Città di Carini Montemaggiore 0-0. Ligni Trapani Paceco 4-3. Monreale Salemi 1-1. Riposa Dattilo. Allora, ci sorprendono un po' questi risultati, Ciccio, no? Perché abbiamo visto che il Paceco perde a Trapani e addirittura il Cefalù vince a Palermo, per cui adesso facciamo vedere anche la schermata della classifica. Sarà veramente sino all'ultima giornata un girone importantissimo. A te il commento tecnico. Assolutamente sì Ettore, lo sarà fino alla fine come lo è stato per tutto l'anno, quindi un girone A che non si smentisce. Allora, direi di partire dai verdetti. Sì, facciamo vedere la schermata nel frattempo della classifica del girone A. E partiamo da quelli che sono i verdetti di oggi, a una giornata a questo punto dal termine della regular season. Allora, oggi dopo lo Strasatti saluta il campionato anche il Città di Carini, matematicamente retrocesso. Il Fulgatore ha la sicurezza di giocare i play-out, in quanto pur vincendo settimana prossima non riuscirebbe più ad evitarli. Mentre invece Dattilo e Salemi hanno la matematica partecipazione ai play-off. In vetta se la giocheranno fino alla fine Paceco e Cefalù, oggi magari ci si aspettava la festa del Paceco, e invece così non è stata pirotecnica partita a Trapani, 4-3 del Ligny, molto importante anche perché il Monreale è stato fermato dal Salemi, quindi Ligny Trapani a un passo dai playoff. Il Paceco, comunque ti segnalo che domenica prossima sfida sempre in casa il Città di Carini retrocesso, per cui forse vogliono festeggiare in casa. Può darsi. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, anche questo è un girone molto intenso, abbiamo lo Sporting Taormina, la Castelbuonese, è stato veramente un campionato sino all'ultimo incerto e lo sarà anche sino alla prossima settimana che sarà l'ultima giornata di ritorno. Per adesso guardiamo i risultati tramite Giulia, 14ª giornata, oggi domenica 30 marzo. Giulia. Castelbuono 1975 Atletico Villafranca 3-0. Riviera Marmi Nord Castelbuonese 1-2. Pistonina Ciappazzi 4-2. Sporting Taormina Fiume Freddese 3-1. Città di Milazzo Ghibellina 2-0. Sinagra Sant'Agiolese 2-3. Mamertina Torregrotta 2-2.
Riposa Randazzo. Allora, in classifica ho già anticipato, abbiamo in testa lo Sporting Taormina con 66, possiamo già vedere la schermata, la commentiamo con Ciccio Rametta, la commenteremo anche con i nostri ospiti. Castelbuonese però distaccata di solo 2 punti, quindi ancora la matematica certezza che lo Sporting Taormina il prossimo anno disputerà il campionato d'eccellenza non c'è, perché la Castelbuonese non molla. Ciccio. Sì, Ettore, ed è l'ultimo verdetto che manca in questo girone, quindi il più importante, la vincitrice. Il Taormina ha fatto il suo, vincendo bene in casa per 3-1 contro la Fiume Freddese, altrettanto ha fatto la Castelbuonese, vittoria esterna che condanna alla retrocessione il Riviera Messina Nord. Quindi definite le 3 squadre che salutano la promozione, Riviera Messina Nord quest'oggi, Ghibellina e Atletico Villafranca già ampiamente annunciate le settimane scorse. Per quanto riguarda i playoff ci sarà il match tra Città di Milazzo e Sant'Angiolese, la vincente sfiderà in finalissima chi tra Taormina e Castelbuonese non festeggerà domenica prossima. Benissimo, allora, non sappiamo dove giocheranno, tra poco ce lo Te dirà. lo faccio sapere tra poco. Benissimo, nel frattempo però la battuta la voglio fare con Giovanni perché Sporting Taormina 66 punti, sulla carta con questi 2 punti di vantaggio gli permettono insomma di essere leggermente favorita rispetto alla Castelbuonese, però io sottolineerei comunque in questo girone il crollo dell'Atletico Villafranca che da sempre è stato insomma una squadra importante anche nel campionato di eccellenza. Evidentemente non dico che sono finiti i soldi, però qualcosa è successo. Diciamo che i campionati si dividono come sempre in 2 parti, la parte fino a dicembre e poi da dicembre in poi quando succedono tante situazioni, soprattutto economiche, quindi sarà successo qualcosa, onestamente non lo so. Per quanto riguarda lo Sporting Taormina, credo che una piazza come Taormina è una piazza importante, anzi mi sorprende che è un paese diciamo turistico. Hanno 3 squadre praticamente. No, mi sorprende come non ci sia una squadra che proprio che prende il volante anche tra i professionisti, perché comunque è un paesi molto meno rinomati, hanno delle è squadre una cittadina anche, conosciuta in tutto il mondo. appunto, Poi hanno molto struttura, famose. no, Hanno anche anche una bella struttura. l'anno prossimo si rischia di avere 2 squadre in eccellenza praticamente a Taormina. È vero. Ci sarà un bel Vedremo derby. come andrà a finire. Presidente Ruisi, tra Sporting Taormina e Castelbuonese, ultima giornata, 2 punti di distacco, la squadra messinese in testa, chi vede avvantaggiato? Più lo Presidente, Sport. la interrompo dicendole il prossimo turno così le do magari... il prossimo- allora, il prossimo turno vedremo il Taormina fuori casa con la Sant'Angiolese Sì. e invece la Castelbuonese riceverà il Pistolino. Vabbè, 2 allora- partite toste. Toste, però insomma 2 punti fanno tanto, Presidente, no? Sì, fanno tanto e magari ce la potrebbe fare. Quindi ce la dovrebbe fare. Taormina Favorito, leggermente favorito, avvantaggiato. sì, Sono sì. comunque squadre che non hanno entrambe. Non hanno, però Sì. sono sempre campi difficili, no? Però di alta Le classifica. motivazioni sono sempre, come dicevamo prima con Salvo, in queste Certo. situazioni, poi sai, la squadra che ha bisogno dei punti. Salvo Castorina, facciamo un giudizio veloce e immediato, Sporting oppure Castelbuonese? Taormina in eccellenza, quindi il prossimo anno... Derby. Attenzione, derby, ma non è detto, perché può darsi che magari il Taormina potrebbe anche tentare di andare in interregionale, perché se va ai playoff, Non la ma vedo. tutto è possibile. Anche Sì, se, ma anche credo se che abbiano- per vincere ci deve vincere la finalissima. Hanno è già sempre- superato i loro limiti, hanno fatto già tanto per Non quello. deprezziamo però la No, squadra no, di no, Decento, no, perché è una squadra giovanissima, una questo è squadra anche di vero, ragazzini, è vero. cioè, non è Anche facile. se con l'arrivo di Casella e dell'altro attaccante 94 in questo momento non... Ex 94, Catania? però- No, va bene. Vabbè, comunque... Ha fatto un gran salto. Tornando alla promozione, che io ti dico facciamo? una cosa, entrambe le Sporting? società sono pronte comunque per fare il salto di Sì, categoria. ma voglio sentire un nome. Assolutamente Sporting, anche perché anche lì abbiamo moltissimi amici e tifo spudoratamente per loro. Benissimo. Dico la verità. Lo Sporting vince, il la Castelbuonese è ripescata. Anche questa Perché l'anno prossimo. Anche questa, perché l'anno prossimo giustamente già ci ha anticipato Salvo, ci sarà un grande pentolone dove probabilmente qualcuno non Ce la riuscirà a faremo a stare a fare un galla. girone. Addirittura riusciremo a fare un girone, mamma mia. Vabbè. Partiamo subito adesso con i risultati e la classifica del girone C, sempre del campionato di promozione. Anche qui è stato un girone intenso, guerra tra 3 centri importanti, Paternò, Giarre e Lentini. In questo momento il Giarre ha quasi un piede in eccellenza. Vediamo i risultati e poi li commentiamo in studio. Sporting Battiati, Agira Nissoria 0-0. Rarinantes, Atletico Catania 1-1. Giarre, AC San Filippo 3-1. Troina, Real Aci
2-1. Sicula Leonzio Real Avola 1-1. Atletico Pedara Sport Club Palazzolo 1-0. Pachino Sporting Priolo 1-1. Riposa Comprensorio Normanno. Ecco, il comprensorio Normanno ha riposato, il Giara ne ha approfittato, ha vinto facile con l'Aci San Filippo e vola a questo punto quasi con una certezza verso il campionato di eccellenza. Manca una giornata, Ciccio, ormai credo che i giochi siano fatti, no? Diciamo di no, perché Dai, anche dai, qualche dai. mese fa lo dicesti per il Giarre, quindi Eh. non dobbiamo farci odiare dagli amici No, di ci Giarre. mancherebbe. E allora, Noi cerchiamo di analizziamo essere la imparziali, giornata di oggi, la giornata del controsorpasso. Vittoria casalinga per il Giarre che ricordiamo sempre è impegnata anche in Coppa, quindi Certo, su due fronti. in semifinale se non sbaglio. Sì, vittoria interna per 3-1 e quindi ultima giornata che chiaramente il Giarre non può sbagliare. Riposava e sperava il comprensorio e la Leonzio si è fatta fermare in casa dall'Avola, ciò nonostante festeggia, diciamo, con una giornata di anticipo la sicurezza dei playoff, quindi ci sarà direttamente la finalissima Sì. comprensorio Sicula Leonzio. E la Seconda vince- e terza. Seconda e terza. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ancora... Ti dico anche che invece in coda, Sì. salutiamo la Gironissoria che con oggi ha la matematica retrocessione, spererà fino alla fine di andare ai play-out l'Avola che dista 3 punti dal Troina oggi vittorioso. Ad oggi andrebbe giù l'Avola e ci sarebbe il play-out Troina-Rarinantes. Allora, un giro velocissimo con i nostri ospiti, 30 secondi. Santo Palma, gioco a 2, ma Giare quasi ormai. No, certo. ti dico, domenica il Giare comunque avrà una bruttissima partita. Sì. Perché va a giocare ad Acireale. Sì. Il Real Aci verrà seguito da molti, ma molti tifosi acesi, quindi devono preparare benissimo questa gara. È evidente, hanno il loro Però è destino- una partita importante. hanno il quindi loro le partite destino, importanti vanno preparate. hanno il loro destino nelle mani, quindi il Giare se vuole andare su deve vincere e basta, finire la discussione senza sapere cosa fanno gli altri. Salvo? No, anche io. Immaginavo l'ultima puntata quando sono venuto qui, pensavo che non riuscissi a farcela. farcela, invece si sono ripresi ed è giusto che venga premiato il loro cammino. Hanno fatto un grande grande campionato, cammino, quindi a parte qualche domenica insomma, altre di si- pausa, poi Giare effettivamente è stato le altre si continuo. sono svegliate tardi, alla Leonzi hanno tolto quei punti di penalizzazione, se no staremmo parlando di altro, però Vabbè. hanno la possibilità di... ci saranno delle belle partite di playoff. Probabilmente non vince la squadra più forte in questo girone. Sicuramente. La più Però- continua sicuramente. Ho 2 direttori sportivi oggi che insomma ce l'hanno per tutti. No, noi siamo- nel senso noi siamo- diciamo quello che noi siamo- pensiamo. no. E allora perché vi invito? Siamo- Perché so che siete siamo schietti e obiettivi. veri. Perché poi quindi- parliamo con tutti i nostri amici. quindi Assolutamente, Giare, Paderno, assolutamente. Lentini, Infatti, abbiamo amici dappertutto. Sarebbe- nulla da togliere. Sarebbe da ipocriti dire una cosa. Assolutamente, sono d'accordo, Salvo, tu mi conosci. Allora, Giovanni, Giare quasi ormai promosso. Avevo puntato la mia fish l'ultima volta sulla Leonzio, sulla come Leonzio. ti ricorderai, e l'ho persa, ma chiaramente il Quei discorso, 3 punti quei persi 3 poi al punti tavolino hanno sono- fatto la differenza, è Sono giusto 4, che comunque... Che poi sono diventati 4. Comunque alla fine sicuramente la spunterà il Giarre, bene così, voglio dire, non c'è, ormai non credo mi sembra difficile che È si vero. facciano sfuggire questo È vero, campionato è vero, arrivato è a vero. questo punto. Presidente, Giarre, società importante, il prossimo anno sarà dura perché in eccellenza bisogna spendere di più e lei che è un presidente queste cose le sa. Sì, bisogna spendere di più, però se merita la promozione, merita il salto di categoria. Centro troppo importante. Sì. Con la squadra che si ritrova può fare benissimo anche l'eccellenza. È giusta questa sua nota, effettivamente con la squadra che si Sperando- ritrova, Sperando che gli sistemi del campo. sperando che gli sistema il campo che in questo momento è veramente in condizioni disastrose, per non, per non dire altro. Mi auguro che 2 vengano su in eccellenza perché comunque chiunque arriva di questi 3, qualsiasi delle 2, Sono pronti. sono grandissime piazze, parliamo Certo. di Giarre, Leonzio e Paternò. Hai detto Quindi bene. danno lustro alla categoria. categoria. successiva. E comunque anche abbastanza organizzato. Certo, Cioè, Sì, questo assolutamente sì. Parliamo adesso del girone D e chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di promozione, lo facciamo chiaramente con i risultati di questa penultima giornata, della 14ª giornata di ritorno. Ve li leggo io perché sono abbastanza delineati in quanto il Ribera 1954, come tutti ben sanno, ormai già da parecchie settimane è volato in eccellenza. Possiamo avere anche la schermata dei risultati se non sbaglio e la voglio anche commentare con Ciccio Rametta. Io insomma su Ribera
ormai lo sanno, da moltissimo tempo puntavo personalmente, ma credo che poi anche tutti gli addetti ai lavori hanno comunque confermato che effettivamente il Ribera era una squadra da battere a tutti gli effetti. Possiamo vedere o i risultati o la classifica, perché tanto i giochi sono fatti. Questi sono i risultati: il Comiso che vince con l'Accademia Empedoclina, l'Atletico Gera che pareggia 2-2, il Canicattì pure con il Real Biscari, molti pareggi, tranne il Ribera. Ribera ha salutato i tifosi con l'ennesima vittoria, e ti segnalo che anche la seconda di lusso, il Mussomeli, che oggi riposava, ha la certezza di disputare direttamente la finalissima con la vincente del playoff del girone C. Certo. Quindi non si disputeranno in questo girone né playoff né playout. Va direttamente Sì. alla semifinale dei playoff conclusivi del campionato di promozione. Invece in coda c'era da tempo immemore lo Scicli, aveva rinunciato ed era retrocesso, viene raggiunto da Aquila, San Michelese e Real Biscari. Benissimo, allora abbiamo chiuso con il campionato di promozione, siccome poi dobbiamo anche liberare Santopalma, ritorniamo a parlare del beach soccer, parlando di questo grande progetto del presidente Bosco, parlando di questa squadra che secondo me rappresenterà alla grande nel prossimo campionato di Serie A tutta la Sicilia, anche se dobbiamo sottolineare che non è soltanto il Catania Beach Soccer la squadra che parteciperà al campionato di Serie A e che rappresenterà la Sicilia, però indubbiamente la campagna acquisti e il progetto del Beach Stadium fa sì che la squadra di Bosco sia sulla carta indubbiamente la più favorita. Per quest'anno non rappresenteremo solo Catania a livello nazionale, ma rappresenteremo Catania anche a livello europeo, visto che comunque ci sarà qui le finali della Coppa Campioni. E questa è una cosa meravigliosa. Il presidente Bosco, con un lavoro incredibile e strepitoso, è riuscito a regalare alla città di Catania un evento straordinario. Diciamo alla Sicilia quantomeno. Sì, alla Catania, Certo. perché svolge a Catania Chiaro. tutta la Sicilia, un evento a dir poco straordinario. Arriveranno 20 squadre in rappresentanza di tutta l'Europa del beach, le migliori squadre. Avremo un movimento di circa 500 atleti che saranno a Catania per 6 giorni. In un beach stadium, In un che beach è stadium arena, che è straordinario. qualcosa di straordinario. Ribadisco, io il progetto del presidente Bosco in questa città non riesco a riscontrarlo da nessuna parte se non al Calcio Catania. Come quindi- idee e come organizzazione ma anche. come gestione, come Certo. management, come idee, come sviluppo, grazie al presidente e alla Domus Bet Catania Beach Soccer che comunque stanno dando un grande lustro alla nostra Certo. città in questo sport che è in espansione in un modo incredibile. Per il campionato, campagna acquisti straordinari, con l'allenatore Suarez. pluripremiato brasiliano, con un 4 volte portiere, campione del mondo. con un portiere che sicuramente tra i Sì, migliori è nel mondo. arrivato, è arrivato Vincenzo Del Mestre che fa già parte della nazionale italiana di beach, che quest'anno ha giocato alla Triestina a calcio e ha anche vinto. La società ha preso un portiere veramente importante che in molti seguivano. Ma Io ancora vi voglio fare un applauso da tutti i ragazzini che sono presenti qui come scuola calcio, perché veramente quando si vedono queste belle organizzazioni fa piacere, perché serve anche a dar stimolo a tanti ragazzini. Assolutamente Facciamo sì. un applauso al Catania Beach Soccer. Deve ancora iniziare il campionato, però insomma avete messo le basi per disputare una stagione straordinaria. Il Catania Beach Soccer è sempre stata una società di assoluto livello in questo sport. Sicuramente quest'anno con l'arrivo di un allenatore 4 volte campione del mondo di beach sicuramente. Avete i numeri? Sì, il presidente e tutta la società ha fatto una campagna acquisti importante, anche se quest'anno dopo tanti anni si è voluto anche cambiare l'aspetto e il disegno tecnico. Quindi sì, è vero, comunque stiamo facendo una grande campagna acquisti, però è anche vero che siamo all'anno zero, sotto questo aspetto qui. Quindi tecnico, si riparte con un nuovo allenatore dopo tanti Qui anni. abbiamo un direttore tecnico di una scuola calcio, ma voi come scuola calcio avete anche un progetto? Assolutamente Ecco, sì, sottolineiamo abbiamo questa già cosa, una scuola calcio che l'anno scorso contava 100 iscritti, quest'anno vogliamo ancora migliorarci. Tutti i genitori che non vanno a mare però, No, sì, non lì vanno in vacanza perché se devono portare i bambini. No, tra le altre cose la stiamo ampliando, l'abbiamo rinforzata, l'abbiamo strutturata bene, in maniera diversa, bene. abbiamo preso dei tecnici nuovi, ci siamo dati un'organizzazione importante perché la Domus Bet Catania Beach Soccer è una società di Bene, assoluto livello, quindi bene. è una società che deve stare in un certo Quando tipo di inizia la livello. stagione ufficialmente? La stagione ufficiale comincerà il 27 maggio a San Metto del Tronto, dove ci andremo a giocare la Coppa Italia. Coppa Italia. Successivamente torneremo a Catania il 2 e il 3 comincerà
e la Coppa Campioni proprio qui a Catania, che sarà dal 3 al 9 giugno nello splendido Beach Stadium Arena, che è il Ci presidente accordiamo per i Bosco. biglietti ora? No, non si pagherà, l'ingresso sarà Ingresso gratuito, assolutamente. quindi tutti a Anzi, vedere questa vogliamo- bella realtà anzi, del beach desideriamo soccer. che Catania ci stia accanto, Catania venga a tifare, Bene. anche perché oltre alla Coppa Campioni, sempre grazie al lavoro del Presidente, è riuscito anche a avere le finali scudetto quest'anno a E Catania. quindi meglio di così, Che insomma, si vedremo terranno uno nell'ultimo spettacolo weekend fantastico. di luglio, dove ci giocheremo il tricolore, e anche lì avremo bisogno di Allora, quel calore ti do del gli ultimi pubblico. 10 secondi per dirti una cosa: sei passato dal calcio a 11 al beach soccer con grande energia, quella che avevi nel Quella che mi calcio a 11, contraddistingue. l'hai portata adesso nel beach soccer, dove vuoi arrivare? A questo punto 10 secondi per rispondere. Non mi pongo mai limiti, io lavoro, Bene, bene. lavoro. Allora noi ti auguriamo... Mai nessun limite, Ti poi auguro- quello che viene grazie al lavoro è sempre ben accetto, grazie al lavoro mio, della Certo, società, del di presidente, tutti dei quelli che tecnici, dei chiaramente lavorano. Posso calciatori. fare una domanda cattivella? Però velocissimo Assolutamente. perché siamo in ritardo. Quando hai lasciato il calcio c'era già qualche contatto? Assolutamente no, anzi ti dirò di più, l'amore fra virgolette, tra me e il presidente Bosco, anzi devo ringraziare esploso qui a penalty. e devo anche ringraziare Ettore Dottorici, che quel giorno mi invitò per parlare di questa cosa, diciamo che è esploso proprio qui a penalty, perché non Abbiamo c'era niente. portato fortuna. Abbiamo tante Assolutamente sì. funzioni, A me eh. sempre mi portava fortuna, È questo vero, dice, è vero. perché il tutto è nato 2 giorni dopo L'incontro che abbiamo avuto qua con il presidente, Bene. e sono rimasto Portiamo impressionato fortuna. da quello che il presidente riesce a fare. Allora, salutiamo con un applauso mister Santo Palma. Grazie, Facciamo grazie a tutti. con l'auspicio di una bellissima stagione e prestissimo di nuovo a penalty. Siete tutti invitati per le tappe che si svolgeranno a Catania, sia per quel che riguarda la Coppa Campioni che per quel che riguarda le finali scudetto. Benissimo. Al Beach Arena, un stadio. Non facciamo, Domus Bet. non facciamo nessun applauso invece a No, Ciccio basta. Rametta, perché non mi sembra proprio il caso. Grazie Ciccio, con lui chiaramente torneremo a parlare del campionato di promozione la prossima settimana. Grazie Ciccio. Grazie a te. La Grazie parola a voi. adesso a Federica che ci lancia la pubblicità e tra poco parleremo di prima categoria, sarà con noi Alessio Patti, ma soprattutto parleremo di questa bella realtà che è la squadra guidata da mani sapienti dal direttore tecnico Giovanni Garofalo. Parliamo della Real Catania, ma abbiamo anche il presidente che ci deve dire se questa squadra ha un obiettivo. Io credo che ce l'abbia, perché i ragazzi che fanno parte di questa scuola calcio sono ragazzi in gamba, mi hanno dato delle belle notizie. Tra poco voglio sentire anche la voce di questi giovani calciatori. Parola dunque a Giulia per il lancio della pubblicità, ci vediamo tra poco. Grazie Ettore, vi aspettiamo fra qualche minuto.